Benvenuti! Oggi è domenica 20 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:38. La luna si leva all'1:58 e cala alle 11:15. Oggi si celebra Santa Dalgisa. Il nome è composto da due termini, Atala e Dagisil, che significano freccia che dà la nobiltà. Oggi si celebra la Santa Pasqua o Domenica della Resurrezione. Questa celebrazione cristiana commemora infatti la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno dalla sua sepoltura, dopo la sua crocifissione da parte dei Romani. Massimo D'Alema celebra oggi i suoi 76 anni. Ha iniziato la sua carriera come giornalista lavorando per Rinascita e l'Unità, di cui è stato direttore. Politicamente attivo dal 1963, ha avuto un ruolo cruciale nella trasformazione del Partito Comunista nel Partito Democratico nel 1989, diventandone successivamente il segretario nazionale. Ha poi avuto un ruolo importante nel governo Dini e ha contribuito alla vittoria del centrosinistra sotto la guida di Romano Prodi. Alexander Zverev, noto come Sciascia, compie 28 anni. Cresciuto in una famiglia di tennisti, ha iniziato a giocare a tennis da bambino. Ha raggiunto successi significativi nel tennis professionistico, vincendo 4 titoli ATP nel 2018, raggiungendo la finale degli US Open nel 2020 e vincendo l'oro olimpico a Tokyo 2020. Nel 2021 ha raggiunto il secondo posto nel ranking mondiale. Capo Plaza, pseudonimo di Luca D'Orso, festeggia oggi i suoi 27 anni. È emerso sulla scena musicale con l'album Sulla mente nuie nel 2016. Il suo primo album ufficiale, 20, è stato un grande successo nel 2018, raggiungendo la cima delle classifiche italiane. Nel 2021 ha pubblicato il suo terzo album Plaza e nell'estate del 2023 ha creato una hit estiva con il brano Vetri Neri. Collabora con tanti artisti di grande successo come Anna, Tedua, Annalisa e Mahmood. Il 20 aprile del 1992 al Wembley Stadium di Londra si svolgeva un grande evento musicale in ricordo di Freddie Mercury, frontman dei Queen, scomparso prematuramente il 24 novembre 1991 all'età di 45 anni, in seguito all'aggravarsi di una broncopolmonite resa letale dall'AIDS. Il concerto tributo venne trasmesso in mondovisione per una platea televisiva che superò il 1 miliardo di persone in tutto il mondo, secondo le stime ufficiali. Oggi vi sveliamo il mistero dietro le bollicine delle vostre bevande preferite, come la Coca-Cola o lo spumante. Vi siete mai chiesti perché queste bevande sono così frizzanti appena aperte e poi perdono via via le loro bollicine? Questo succede perché l'anidride carbonica, il gas che crea le bollicine, è inizialmente sotto alta pressione all'interno della confezione. Appena apriamo la bottiglia, la pressione cala e il gas comincia a sfuggire, formando le bollicine che vediamo. Ma attenzione, perché la magia dura poco. Una volta che la pressione si stabilizza, le bollicine diminuiscono. Buon fine settimana ai 12. Oggi un accordo in forma di trigono tra Sole e Luna distribuisce bene le energie. Tra Ariete e Capricorno, due segni abbastanza diversi tra di loro. Cosa significa? Oggi significa saper conciliare tra le diversità nelle stelle dello zodiaco. Vediamo come ci riusciranno i segni zodiacali. Ariete, decisamente per voi è un fatto di condizioni, ovvero in amore il sentimento c'è, ma forse mancano le condizioni. Non state lì troppo a pensare, chi vivrà vedrà. Intanto vivetevi i sentimenti. Toro, la giornata di oggi prevede un suggerimento della Luna alquanto positivistico. Sta per entrare il Sole del resto nel vostro segno zodiacale, quindi siate sereni e leggeri e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Gemelli, la giornata di oggi finalmente prevede il distacco della Luna dall'opposizione, per cui oggi l'umore decisamente migliora.
anche se Giove e Venere vogliono di più dell'amore, vorreste passare più tempo col partner o con gli affetti che per voi significano davvero tanto. Il vostro Giove in questo weekend vi porterà lontano. Cancro, una giornata oggi decisamente molto importante, non solo perché la Luna è in opposizione e quindi vi pone alcune domande, ma perché il vostro scomodo ospite Marte passa finalmente il Leone e quindi vi lascia un po' tramortiti, affaticati, ma sicuramente con lo spazio mentale giusto per prendere un po' di fiato e riposarvi un po' di più. Leone, gran giorno oggi, visto che Marte entra nei vostri gradi a darvi forza, energia, coraggio e grande spregiudicatezza e passione. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna in trigono, migliorarvi molto l'umore e presagite già che il periodo sarà decisamente migliore dalla prossima settimana, quindi godetevi questo weekend e trovatevi il tempo di vedere amici e di dedicarvi ai sentimenti. Bilancia, una luna oggi un po' fastidiosa che vi crocifigge un po' a degli obblighi familiari, ma arriva Marte a darvi forza, vigore e coraggio. Oggi prenderete un po' la situazione in mano e saprete decidere per una serie di persone. Oggi siete proprio leader. Scorpione, giornata oggi che vede l'inizio della quadratura di Marte nei vostri gradi, per cui entrando il Leone ai gradi dello Scorpione Marte risulterà un po' urticante. Dovrete comunque compiere delle scelte importanti e soprattutto non avete più tempo, delle scadenze urgono, per cui anche questo weekend concentratevi un po' sul da farsi. Sagittario, giornata oggi molto interessante. Marte diventa di nuovo di fuoco e sentite energia, forza e coraggio. Il giusto cambio, visto che il Sole tra poco slitterà in Toro e per cui Marte sarà la vostra arma per essere molto più presenti ed efficienti al lavoro e molto più passionali in amore. Capricorno, buone notizie per voi, la Luna vi ammorbidisce, ma è soprattutto l'odioso Marte in opposizione che va finalmente in Leone e non lede più i vostri gradi, quindi maggiore serenità, un maggiore senso di pacificazione e non vi darete alle lotte. Oggi inizia una fase di riposo. Acquario, giornata oggi che prevede l'inizio dell'opposizione di Marte in Leone, proprio sul vostro Plutone che sembra già accusarne la stanchezza e l'insofferenza, come voi Acquari accusate sempre quando siete vicini alle feste. No, ciò non di meno, la passione occupa un ruolo molto importante in questo passaggio. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che perde l'appoggio di Marte. Marte migra in Leone, seppure rimane in contatto con Venere e Saturno, dando comunque delle dritte molto importanti sulle vostre intenzioni e su rimandare a tempi migliori delle decisioni molto importanti su cui comunque non intendete transigere. Il primo vasetto di Nutella uscì dalla fabbrica di Alba il 20 aprile 1964. Il prodotto ebbe successo istantaneo. Nel 1965 uscì in Germania, dove riscosse subito un enorme successo, e l'anno successivo uscì in Francia. È la crema spalmabile più diffusa al mondo. Sono 350.000 le tonnellate prodotte ogni anno. Oggi esploriamo il termine cringe, molto usato soprattutto tra i giovanissimi. Cringe indica un forte imbarazzo o disagio davanti a situazioni scomode. Originario dall'inglese, dove to cringe significa rabbrividire, il termine è diventato popolarissimo per commentare video o scene che provocano disagio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Philippe Pinel, un medico del XVIII secolo che ha rivoluzionato il trattamento delle malattie mentali.
Laureato sia in lettere che in medicina, le sue passioni lo portarono a Parigi, dove compì un gesto storico. Immaginatevi questo: Pinel, arrivando in un manicomio, trovò i pazienti legati con catene, in condizioni igieniche terribili e completamente abbandonati. Decise quindi di liberarli, di migliorare le loro condizioni di vita e trattarli per la prima volta non come pazzi da rinchiudere, ma come malati da curare. Fu anche un precursore dell'uso della terapia della parola, valorizzando il dialogo con i pazienti. Nonostante le critiche e le difficoltà, la figura di Pinel rimane leggendaria nel campo della psichiatria, un vero pioniere che ha restituito dignità e umanità ai malati mentali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Non perdete mai la voglia di scoprire, di sperimentare ed il coraggio di poter cambiare idea. Però di certo non cambiate canale, perché io vi aspetto qui anche domani, mi raccomando. Buona domenica di Pasqua dalla vostra Martina.